Auguri Pier Vittorio Scimia, il piacione numero 1 della radio, il Rodolfo Valentino del microfono, festeggia oggi il suo compleanno. L'uomo che ogni sabato mattina, grandissima rassegna stampa, l'uomo che allo swag dà del tu, per dirla col gergo dei giovani, allunga ancora una volta la sua nutrita lista di conquiste. Da Naomi Campbell a Claudia Schiffer, da Monica Bellucci a Carla Bruni, Pier Vittorio è stato paparazzato qualche sera fa insieme a Taylor Swift. Che la dolce Tay si sia convinta ad abbandonare il Partito Democratico per sostenere il MAGA, Make America Great Again, o è mappa, Make Pier Vittorio Piacione Again? Non perdete Te la ridò io l'America con Matteo De Sio lunedì alle 10 e scopritelo insieme a noi. Nel frattempo, Pier Vittorio, non scappare così veloce con la tua conquista. Dopotutto, anche noi del gossip qui ad Aria Fritta dobbiamo campare. E in ogni caso ricorda che sei il padre di Liliana. Va ora in onda Aria Fritta, Vaticano, Fatti Nostri e Varia Umanità con Antonino Danna. La password per entrare nei sistemi di sicurezza del Louvre era Louvre, invece che una parola che a Parigi a nessuno verrebbe mai in mente, tipo, non so, bidet. Vi abbiamo letto il Macheda del giorno. Compare, lei che è radioso nonché glorioso ideologo di questa trasmissione, che cosa ne pensa? Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è Aria Fritta, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, martedì 4 di novembre, l'anno del Signore 2025, San Carlo Borromeo, ma anche anniversario della vittoria, firmato Diaz. Tanti bambini vennero chiamati purtroppo firmato perché la gente era convinta nel leggere il testo del bollettino della vittoria che Diaz, il generale Diaz, anziché Armando, si chiamasse firmato. Comunque, grazie come sempre al nostro Gianni Macheda per il Macheda del giorno, grazie anche al compare che come sempre da par suo è in grado di raccontarci insomma la realtà per quello che è. E adesso ancora auguri Pier Vittorio, non dimenticare che Liliana è tua figlia e noi cominciamo ballando con cosa? Con un pezzo del 1998, le All Saints, Lady Marmalade, e andiamo. My kitty cat is all that, and then some. You are the one, gotta represent, gotta go the whole run. We could play all night, gotta do it right. Snuggle up, huddle up, nice and tight. My place and yours, gotta be more. Don't really matter once we get through the door. Country, country, yeah, yeah, da, da. Country, country, yeah, yeah, yeah. Mocha chocolate, yeah, yeah. When you think you're sleeping,
E grandissimo pezzo le All Saints nel 1998 con Lady Marmalade, riedizione del pezzo originale cantato da Patti LaBelle nel 1974, altro grandissimo, ruffianissimo pezzo. Niente male davvero, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, qui sulle magiche onde di Radio Libertà con Aria Fritta. E a proposito di Lady Marmalade, come non pensare a Cettola Qualunque nel suo comizio, quando promette la qualunque chi che sia a tutti quanti, tipo assunzione di forestali, soldi alla gente, eccetera, eccetera, eccetera. Di recente, tra l'altro, c'è stato un candidato alla presidenza della regione Calabria, sostenuto da tutto il centro-sinistra, che aveva promesso l'assunzione di 7.000 nuovi forestali, l'abolizione del bollo auto, il reddito regionale di cittadinanza. Dopodiché, trombato alle elezioni, aveva fatto una conferenza stampa strappalacrime promettendo che la Calabria sarebbe stato il suo cuore, nel suo cuore, che avrebbe fatto di tutto, e poi alla fine se n'è tornato a occupare serenamente il suo europosto all'Europarlamento a Strasburgo. Well done, professor Pasquale Tridico. Very well davvero, quando si dice la coerenza. Ma adesso apriamo la pagina vaticana, ladies and gentlemen, perché il Santo Padre è stato criticato niente po' di meno che da Maurizio Crozza. Ora, Maurizio Crozza, per carità, è un bravo comico, ha questa sua ironia molto particolare, persegue tra l'altro una nobile scuola delle imitazioni che sono vere e proprie impersonation, per dirla all'americana, e il maestro di tutti è stato Alighiero Noschese, che faceva ore e ore di trucco come Crozza per diventare un personaggio. Da ultimo gli è venuto da dire che insomma questo Papa non gli piace perché non gli sembra un tipo all'altezza, non gli sembra un tipo audace, è dovuta intervenire Famiglia Cristiana a difenderlo e così via. Ora, ognuno per carità sia libero di pensarla come meglio crede. Io penso una cosa, che il pontificato bergogliano è finito, ma noi purtroppo non ci siamo liberati dei bergogliani, di gente, soprattutto laici, gente che non frequenta la Chiesa o che ha una propria idea nei confronti della Chiesa, i quali sono convinti che il Papa debba per forza essere come Bergoglio, se no diventa un retrogrado, se no diventa uno che non si spende, che non si sbatte e così via. Diciamoci la verità, io preferisco questo stile più sobrio e più spirituale a uno stile che si era fatto abbastanza attento a cogliere l'applauso del mondo. Ma questa non è la missione della Chiesa, anzi, proprio gli applausi sono quello che la Chiesa non dovrebbe cercare. Per cui ben venga Leone XIV e avanti con il suo stile semplice e spirituale. I'm walking down the street and my heart goes boom. In a minute we will meet and my heart goes boom. When we are together I want love forever. I'm walking down the street and my heart goes boom, boom, boom. And my heart goes boom. Baby, be my lover, I don't want no other. What I really, really, really want is you. I don't need no education, stupid conversation for the things I wanna do. Baby, be my lover, I don't want no other. What I really, really, really want is true. I can't wait to see you wrap my arms around you, show you what I really wanna do. La di da da la 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 di da da la 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 di da da la 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 di da da la 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 la. She's
Jusqu'à présent, je n'ai jamais senti la force de ton amour. Si tu veux tout savoir, je sais bien qu'un jour, nous nous reverrons, et ça pour toujours. Oh mon amour, laisse-moi te toucher, caresser ta peau, ça me fait rêver, danser sur des rimes qui nous font vibrer. Je t'aime pour toujours, et ça tu le sais. Your kisses are so sweet and my heart goes boom. You're the only one I need and my heart goes boom. The world keeps turning, my heart keeps burning. I'm walking down the street and my heart goes boom, boom, boom. And my heart goes boom. Baby, be my lover, I don't want no other. What I really, really, really want is true. I can't wait to see you wrap my arms around you, show you what I really, 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 really wanna do. La-di-da-da-da-da-da. Cioè, sostanzialmente sto pezzo era davvero una puttanata. French Affair, My Heart Goes Boom, Lari, Lara, a noi Grazia 2000. Eppure l'abbiamo ballata e straballata perché era una cosa veramente semplice, semplice, tu ti buttavi in pista, e ti scialavi. Non c'era da cercare nessun, come potremmo dire, nessun significato recondito, interpretazione, qua e là. My heart goes boom, la ri la ra la ra la 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 la, e vai a altissimi livelli. E allora, signore e signori, che dire di più, noi continuiamo la nostra trasmissione, siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di Aria Fritta. E adesso, signore e signori, è il momento della pagina dedicata alla famiglia reale britannica. Allora, per noi in fondo, e questo già è gravissimo, attenzione, per noi in fondo è la storia di un porco che se la faceva col miliardario pedofilo Jeffrey Epstein, che ha abusato di una ragazza di appena 17 anni, rovinandole la vita, Virginia Giuffre, che implacabile lo accusa dall'altro mondo con un libro di memorie che è andato rapidamente esaurito in tutta l'Inghilterra. Il signorino si è anche fatto servire una volta in Thailandia 40 battone perché Randy Andy, come lo chiamavano, Andy l'arrapato, non aveva limite. 40 prostitute, perché poi spiace anche usare questi termini, visto e considerato che molto spesso sono donne sfruttate da un pappone. Ecco, uno così se la sta scappottando, creando però un grosso problema politico e costituzionale in Inghilterra. Tant'è vero che ieri, il 3 novembre, il Times analizzava la situazione di Andrea Mountbatten Windsor, ex principe, ex eroe di guerra, ex personaggio pluridecorato sul campo per la guerra delle Falkland nell'82, il quale si diceva appunto sul Times, e se lo dice un quotidiano autorevole come quello c'è da preoccuparsi, dice: questa è la più grave crisi costituzionale dal tempo dell'abdicazione di Edoardo VIII. Edoardo VIII che sapete era lo zio di Elisabetta II, lui abdicò perché si voleva sposare la divorziata americana Wallis Simpson. La Chiesa d'Inghilterra a quel tempo non era tanto dello stesso parere e di conseguenza decise di lasciare il trono a suo fratello Alberto, il duca di York, il quale salì al trono come Giorgio VI e insomma per tutto il resto c'è The Crown. Titolo di duca di York che era andato, che Elisabetta aveva dato proprio ad Andrea quando si era sposato nel 1986. Ora, il fatto è che le polemiche non accennano a calmarsi, anche perché forse questa decisione di togliergli tutti i titoli, togliergli anche il grado militare, sarebbe dovuta venire molto prima. È vero che Andrea ha sfruttato fino all'ultimo il suo ruolo di protetto della regina Elisabetta
È altrettanto vero che comunque ha strappato un accordo economico importante che gli permetterà di non morire di fame negli anni che passerà. Quanti saranno? 30? Negli anni che passerà praticamente dimenticato da tutti in quel di Sandringham, dove non verrà invitato a partecipare a Natale, dove verrà tenuto fuori dalle cerimonie ufficiali della famiglia reale britannica. E vorrei ben dire, aggiungerei. C'è da chiedersi se in tutto questo egli sarà eventualmente oggetto di un processo negli Stati Uniti d'America, se verrà chiamato a rendere conto anche di questo dall'altro lato dell'oceano. Resta un fatto: la monarchia ha bisogno a volte anche di gesti eclatanti, perché prima viene lo Stato. E quindi, anche se a noi pare in fondo solo la storia, e ripeto, solo tra virgolette, e detto con tutto il rispetto per le vittime, come ha fatto tra l'altro Re Carlo, testimoniando vicinanza alle vittime insieme a Camilla, quello che Andrea non ha mai fatto in tutti i comunicati stampa che ha emesso e in tutte le dichiarazioni pubbliche che ha rilasciato su questo argomento. Ecco, a maggior ragione non è solo una storia di abusi, ma è anche la storia della sopravvivenza di un'istituzione stessa. È una crisi grave, ma probabilmente con il sacrificio di Andrea e un po' di pazienza le cose andranno a mettersi al bello. Anche perché Carlo è molto chiaro: William deve avere un trono che sia assente da scricchiolii, specialmente in un mondo come questo, nel quale le cose non sono assolutamente facili. E adesso torniamo alla cool Britannia degli anni 90, le Spice Girls, Who Do You Think You Are, 1997, e decidete voi. The race is on to get out of the bottom. The top is high, so your roots are forgotten. Giving is good as long as you're getting. What's driving you is ambition and bidding. I said, do you think you are? Do you think you are? I said, some kind of superstar. You have got to swing it, shake it, move it, make it. Who do you think you are? Just to use it, prove it, show me how good you are. Swing it, shake it, move it, make it. Who do you think you are? Just to use it, prove it, show how good you are. You're staring out in the wrong direction. You've got the bug, superstar, you've been bitter. Your trumpet's blowing for far too long. Climbing the snake up the ladder, but you're wrong. Do you think you are? Do you think you are? I said some kind of superstar. You have got to swing it, shake it, move it, make it. Who do you think you are? Just to use it, prove it, show me how good you are. Swing it, shake it, move it, make it. Who do you think you are?
E rieccoci qua sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre Aria Fritta, Antonino Danna al microfono con voi, ma adesso è giunto il momento del premio Banana. Radio Libertà presenta il premio Banana, il premio dedicato alla notizia più babbea di tutta la settimana. Banana, 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 banana. Scusate, ma l'anni stagione. Allora, con la collaborazione della Gatta Sociale, settimana siamo in grado di offrirvi il premio Banana, che devo dire la verità ha riscosso l'unanimità della giuria e vince a mani basse, per cui andiamo direttamente al primo posto oggi con gioca con noi un poliziotto americano che si è presentato all'udienza in tribunale in mutande. Il curioso episodio è raccontato dalla collega Silvia Di Paola sulla Verità. Imbarazzo in tribunale a Detroit, Michigan, USA. L'agente di polizia Matthew Jackson si è presentato senza pantaloni in un collegamento video durante un processo. Un episodio singolare che ha lasciato a bocca aperta il giudice e l'avvocato dell'imputata, collegata dal suo studio. L'insolita scena ha avuto luogo durante un'udienza organizzata via Zoom. Il poliziotto si è messo in collegamento e ha acceso la telecamera del suo PC, ma probabilmente non immaginava che sarebbe stato inquadrato anche sopra la cintura. Quando il giudice ha fatto l'appello dei presenti, l'immagine è andata su Jackson, inquadrato con la parte superiore della divisa, ma senza pantaloni. Il giudice ha subito chiesto: "Ha addosso i pantaloni, agente?" "No, signore", ha risposto il poliziotto, prima di girare la telecamera in modo che le sue gambe non fossero più visibili. L'udienza è andata avanti senza problemi, ma il comportamento dell'agente avrà delle conseguenze. Sul caso è stata aperta un'indagine interna. Fonte today.it. Straordinario. E vabbè, non c'è limite al peggio, come potete ben vedere, e però stavolta è stata una vittoria davvero a mani basse e plebiscitaria per l'agente Matthew Jackson in mutande davanti al giudice. Noi abbiamo finito per questa sera, grazie per essere stati con noi, appuntamento l'11 di novembre, San Martino, e soprattutto ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Ci salutiamo con una bella canzone del 2004, Sunrise di Norah Jones, e che dire di più, che vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, ooh, do you? Surprise, surprise, couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, ooh, ooh.
Avete ascoltato Aria Fritta. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.